caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina e Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un Caffè con l'Esperto, io sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca e l'ospite di quest'oggi è Leonardo Toson, presidente di Banca Patavina. So che per molti Banca Patavina è un nome nuovo, ma in effetti forse questa è anche una delle prime interviste che Toson rilascia in qualità di presidente di Banca Patavina. È così, presidente? Sì, certo. Tanto buongiorno anche da parte mia. 66 anni, nato ad Arzelgrande il 10 dicembre del 1950 sotto il segno del Sagittario. È un segno molto sportivo il Sagittario. Non lo dico non a caso perché insomma ho di fronte uno sportivo al di là del... Diciamo che mi ritrovo in questo segno, sotto l'aspetto della sportività. Sì. Nato ad Arzelgrande e dove risiede? Risiedo ad Arzelgrande dove ho la mia professione, la mia attività. Perché ricordiamo che oltre ad essere presidente di Banca Patavina, il presidente Toson ha un'azienda che si occupa appunto di commercio di mobili. Sì. E infatti mi interesserà capire come si è modificato il mercato, perché mi pare che sia stata una bella rivoluzione nel vostro comparto. Come un po' nell'economia in generale, che riguarda trasversalmente un po' tutti i settori, direi anche il settore nel quale svolgo la mia professione non fa differenza rispetto al resto. E ci interesserà capire la strada che si è percorsa in questo senso. Certo. Sposato da 40 anni con Laura, complimenti, sì. Presidente, è un bel primato. Sì, diciamo... Ma non solo poi 40 anni con la signora Laura, ma poi 3 figlie, 6 nipoti, il 7° in arrivo. Certo, ho 3 figlie splendide, diciamo ognuno è innamorato dei propri figli, qualsiasi genitore, no? E io non faccio differenza. Però è anche una grande soddisfazione, una grande... esperienza quella di nonno che coltivo già da 17 anni, per cui sono già parecchi anni quindi 6 nipoti. Allora, dal 76 svolge l'attività appunto di commerciante di mobili e in ambito professionale ha avuto diversi incarichi, fra i quali presidente di categoria e componente del Consiglio di amministrazione di Padova Fiere. Dal 94 è presidente del BCC di Piove di Sacco e dal 1° gennaio del 2017 di Banca Patavina. Un'unica grande passione che lei vive costantemente è il ciclismo, che pratica tuttora a livello agonistico amatoriale. È così? Sì. Con buoni risultati. È stato campione italiano in carica, anzi è campione italiano in carica nel settore bancari e assicurativi e nel 2016 tra i vari successi ha vinto nella sua categoria anche la Gran Fondo Città di Padova. Allora, caro Presidente, nella vita, nel lavoro e nella passione è tutto un pedalare a quanto pare. Certo. Dicono che il ciclista sia tra gli sportivi quello che fatica di più. Lei mi conferma questo dato? Senz'altro, anche se è una fatica buona, no? È quella che gratifica. Noi ci caratterizziamo, no? per faticare molto, no? Però per essere anche gratificati da questa fatica. Sì, certo. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma Un Caffè con l'Esperto. Lo realizziamo qui alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un Caffè con l'Esperto dove vuoi e quando vuoi. In che cosa questa fatica del ciclista l'aiuta nella vita di tutti i giorni dal punto di vista professionale? Direi che senza passione e senza faticare un po' non si raggiunge nessun obiettivo, nessun risultato. Quindi
La bici, a parte che può essere intesa in vari modi, no? Ecco, come libertà, aria, svago, oppure anche con un aspetto tipicamente agonistico, no? Fatto ovviamente di successi e di batoste, no? Che è quello che succede, diciamo, normalmente nella vita, ecco. Però io sintetizzerei un po' tutto su un aspetto, no? In bicicletta se non pedali non stai in piedi, quindi è quell'equilibrio, ti insegna quell'equilibrio che devi avere un po' in tutta la vita, un po' dappertutto, insomma. Lei preside Banca Patavina, la nuova banca di credito cooperativo che è nata dalla fusione tra le BCC di Piove di Sacco e Sant'Elena. Che cosa è cambiato per la vostra banca e che cosa è cambiato per gli oltre 9.000 soci dei due istituti? È cambiato molto, è cambiato poco per certi aspetti, no? Perché la banca è sempre una banca di credito cooperativo, quindi con determinate finalità, che una è anche quella della mutualità nei confronti dei soci, per cui diciamo tutto quello che facevano le due banche separatamente è riconfermato in un'unica banca, no? Però una banca, diciamo, più strutturata, in grado di creare delle sinergie, di avere un territorio molto più ampio, quindi diversificato sotto l'aspetto dell'economia e quindi in grado di avere numeri migliori che poi si trasferiscono anche nella capacità di servire in maniera migliore il territorio. Per cui Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco e Sant'Elena insieme fanno una realtà che rafforza entrambi, quindi è una fusione strategica quella che abbiamo fatta, non per difficoltà o per necessità come spesso avvengono le fusioni nel sistema bancario, ma per rafforzamento reciproco, per cui diciamo questo dà una capacità di servire il territorio in maniera migliore rispetto a quello che si faceva prima e ovviamente anche nei confronti dei soci che devono rappresentare in una banca cooperativa come la nostra oltre il 50% nell'attività della banca. Qual è la differenza? Penso che molti, ad esempio, in questo momento che stanno seguendo la trasmissione si chiederanno che differenza c'è tra una banca di tipo tradizionale e una banca di credito cooperativo. Ci sono delle filosofie, c'è un'etica diversa? Certamente sta nelle finalità. Una SPA è una banca il cui fine è quello della remunerazione al socio investitore, no? Mentre in una cooperativa come una banca di credito cooperativo il fine è quello della creazione di valore per il territorio, quindi crescita del territorio sotto l'aspetto economico, nella concessione e nella gestione del credito e del denaro, ma anche diciamo, si svolge su determinati valori, che prima di tutto che è quello della democrazia, non conta il capitale nella gestione della banca e nella diciamo, formazione della governance, ma ogni testa, quindi ogni socio ha un voto indipendentemente dal capitale sottoscritto e si sviluppa sui valori, quello della mutualità, vale a dire il 50% dei crediti devono essere erogati ai soci, del localismo, la banca può operare esclusivamente nel suo territorio di competenza, che è quello dove ha la sede, le filiali e i comuni limitrofi. Per quanto riguarda Banca Patavina sono 75 i comuni di competenza, per cui è un po' un volano, raccoglie e riversa diciamo, nello stesso territorio tutto quello che viene prodotto. Ecco. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Sant'Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG.
Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Valore positivo, ecco, due parole che riferite a due noti istituti veneti che insomma che sono sulla bocca di tutti, cioè Popolare di Vicenza a suo tempo e Veneto Banca, hanno creato uno shock presso la clientela, ma anche di altri istituti, perché poi secondo me purtroppo le figuracce vanno anche a penalizzare anche altri istituti. Ecco, ma questa catastrofe, secondo lei, da addetto ai lavori, si poteva evitare? È un po' difficile dirlo, no? Ecco, perché è un po' tutto ancorato a che cosa? All'evoluzione che ha portato la globalizzazione in generale e quindi anche al sistema bancario. Se noi ricordiamo la crisi, quando si è manifestata era una crisi di tipo finanziario, no? Ecco, che poi si è trasferita anche nell'economia reale. È ovvio che banche ancorate o vincolate al territorio, se il territorio va in crisi anche la banca. Non entro nel merito della capacità, della governance o dei conflitti di interesse, perché non spetta a me, diciamo, ecco, giudicare o valutare, però la madre, diciamo, ecco, delle difficoltà per il sistema bancario italiano e magari anche Veneto in particolare è generata dalle sofferenze bancarie, quindi crediti erogati che non possono più rientrare. Questi ovviamente consumano patrimonio e le banche che hanno la necessità di ripatrimonializzarsi ovviamente cercano di raccogliere patrimonio anche ovviamente vendendo so che non si doveva vendere, insomma. Ma Senta Presidente, lo dico io, certo. lei non lo vuole dire, lo dico io. Senta Presidente, veniamo invece alla sua attività principale, quella nel campo del mobile. Come è cambiato il mercato del mobile negli ultimi anni? È cambiato, direi, in maniera sostanziale, no? Ecco, fino a qualche anno fa c'erano commercianti indipendenti, diciamo, ognuno con il proprio negozio e si focalizzavano in una clientela di vari livelli e coprivano un po' tutti quanti i settori e le esigenze. Poi è cambiato il sistema commerciale in generale, spostandosi verso grande distribuzione e specializzazione dall'altra. Ecco. Questo ovviamente ha riguardato anche il settore del mobile, quindi ci sono delle realtà strutturate in un certo modo dove il cliente, diciamo, una componente delle sue necessità la decide da solo, sceglie lui cosa gli piace e cosa gli va, no? Ecco. Poi c'è il negozio specializzato che si fa carico, cerca di capire le esigenze del cliente e con la conoscenza del mercato o la capacità che ha è in grado di risolvere i problemi, direi anche quelli più complessi. Presidente, abbiamo 10 secondi. So che lei ha una foto, un ricordo legato ad un oggetto particolare. Ecco, mentre la regia ci manda la foto in questione, ci vuole ricordare di che si tratta? Diciamo una bicicletta. Rimaniamo nel settore che abbiamo detto inizialmente. È una bicicletta che apparteneva a mio papà. Mio papà mi ha messo in bici da bambino e ha accompagnato, diciamo, una gran parte della mia vita, proprio mi ha trasferito questa passione, abbiamo corso insieme, abbiamo fatto... Lì aveva una bicicletta, una Bianchi, storica, una Tour de France del 1951, che una di quelle faceva parte di un certo numero di biciclette che sono state fatte dalla Bianchi in onore di Coppi che aveva vinto il Tour de France. E no? questa la vediamo appunto. Io ecco, l'ho tra l'altro anche restaurata perfettamente, è un qualcosa che ho in casa, che vedo continuamente, che mi ricorda non solo la mia passione ma anche il papà, ecco, è comunque un oggetto che mi appartiene e che è molto significativo per me. Grazie a Leonardo Toson, Presidente di Banca Patavina, e grazie a voi per aver ascoltato questa puntata di Un caffè con l'esperto. Grazie.
Un caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina e Uno Magazine.